Siamo pronti per lo spettacolo della Formula 1. È il momento del Gran Premio di Cina qui a Shanghai. Il circuito internazionale di Shanghai è una pista entusiasmante da 16 curve. L'imbuto a destra in curva 1 e 2 mette a dura prova la pazienza dei piloti già sotto pressione per la tensione della gara. Due zone di RS renderanno più facile sorpassare in curva 1 e lungo l'eterno rettilineo di 1 chilometro che conduce alla curva 14. Come sempre sono in compagnia di Luca Filippi. Perché non cominciamo con un parere su Valtteri Bottas? Come sempre la scarsa affidabilità è una minaccia reale e oggi parte da quella posizione per un cambio alla power unit. Non sarà facile tornare davanti da lì. Prima o poi tutti in carriera si misurano con penalità o problemi di affidabilità della monoposto. Il dolore va sopportato per concentrarsi sul lavoro da svolgere. In questa gara non serve un miracolo che riporti la macchina dove dovrebbe essere, ma bisogna solo limitare i danni. Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. Lewis Hamilton parte dalla pole position e la seconda posizione in griglia è occupata da Daniel Ricciardo grazie alla bella prova di ieri. Per quanto riguarda il resto della griglia, Verstappen, Sainz, Charles Leclerc e Vettel, l'uomo della pioggia, Albon. Bella raga, eravamo ottavi, partiamo settimi grazie alla penalità di Bottas, Mick 11esimo. Godo. Sergio Perez e Kvyat, Giovinazzi, Stroll, Pierre Gasly e Kevin Magnussen, Raikkonen, Grosjean, Russell e Nicolas Latifi. Buono raga, una bella posizione in griglia, la gara mi piace, lo sapete, è molto favorevole. Qua però solito cambio. Allora, stint 1, stint, ok, poi riesco a fare così. Va buono raga, andiamo, Gran Premio di China. Vai. Questa è una gara dove possiamo anche fare il podio, a mio parere, da quanto siamo in palla. Abbiamo un bellissimo ritmo gara, ma vedremo, è sempre pericoloso il ritiro, è sempre dietro l'angolo. Quanto se le danno Leclerc e Sainz, il mio rivale che mi sta massacrando. Partenza non semplice, purtroppo la prima curva qua in Cina è impossibile. E Albon è servito. Yes, ciao Albon. Tanto yellow flag dietro. Qualcuno se le sta dando di santa ragione. Ok, non abbiamo né guadagnato né perso. Vabbè, adesso vediamo un po' la gara. Oh, ma le McLaren e le Renault stanno volando. Sicuramente i sviluppi del telaio mi stanno dando una grossa mano per ritornare ai vertici, ma comunque in Bahrain ha preso un podio incredibile. Una quasi vittoria, per dire. Adesso devo perdere il contatto dai primi. Ok. Sainz mi sta massacrando nella rivalità, purtroppo rischio di perdere parecchi punticini di fama. Ok, già fastest di Gigi. Fastest di Gigi. E quando Gigi fa il fastest sto cazzo. È sempre un grande Gigi. Ok baby. Dai. La batteria è carica, usa il pulsante sorpasso. Alcune informazioni su Vettel, la sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare. Attenzione, problemi per Sebastiano che è davanti a noi. Problemi per Sebastiano. Dai, come più ritmo. Sainz lo possiamo tranquillamente superare.
Problemi per Vettel che sta rallentando anche Charles. Lo sta rallentando. Ok, ci dobbiamo spingere la nostra Comenda GP motorizzata Mercedes. Dai, spingi il catorcio infernale. Adesso Vettel rallenterà tutti perché è un pippone. Il bibitaro. Andiamo leggermente lunghi qua. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Va bene amore, va bene. Siamo appiccicati adesso a Carlos Sainz Junior, una Vettel rallenta tutti. Porcata di Vettel, subito porcata. Hai perso qualche decimo di vantaggio sulla vettura che ti segue. Mi fa piacere. Ma finché ho Sainz qua davanti e Vettel che non ci fa, lasciaci strada Seb. Devo superare almeno Sainz Junior però. Pensavo di essere più avanti sinceramente a inizio gara, Non finisci mai di... Cioè sto gioco non ti finisce mai di sorprendere. Dove penso di far bene faccio male, faccio male, dove penso di far male faccio bene. Ok, va bene. Attenzione, ci aspettiamo una perdita di aderenza da un momento all'altro. Le sosta al 6 laps. Attenzione Albon. Devo stare più attento dietro, porca miseria. Niente, Vettel sta rallentando tutti. Porcata di Vettel. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Non riesco a trovare il bandolo della matassa. Adesso abbasso un po' i giri del motore, qua la miscela perché sennò il motore mi esplode, cazzo. Perché nel first sector in un inglese perfetto guadagniamo sempre. Sainz lo voglio superare oggi, non mi interessa. Stiamo guidando anche bene, cioè nel senso non... però non basta per prendere Junior. Insomma, abbassato un po' la temperatura dell'engine. Però non riusciamo a fare quel qualcosina in più. E va nei box, subito ai box, veloci. Madonna, sosta a mio parere troppo rapida. La riserva di carburante in eccedenza si sta esaurendo. Presto dovrai ridurre i giri del motore. Pazzi, secondo me andare così presto. Devo fare 2 laps da fenomeno. Loro provano l'undercut. Io provo l'overcut. Solo che le gomme sono comunque usurate, devo fare 5 laps. Questo e il prossimo. Non è impossibile prendere la posizione, però dobbiamo sperare nel traffico loro. Vediamo se sarà possibile creare l'impresora. Però te non perdere, ecco, quello magari evitiamolo. Io voglio fare 2 laps.
Allora avrà messo ancora le soft probabilmente. Dai, spingi, spingi, bene, spingi. No Charles però. Fuga charlesiana. A 2 secondi di vantaggio comunque le Ferrari. Cioè, siamo di nuovo diventati una scuderia importante come prestazioni, però Ferrari, Mercedes e Red Bull sono ancora avanti. Tutti ai box, tutti ai box. Io vado al prossimo. Box in questo giro. D'accordo, rientri ai box alla fine di questo giro. C'è Pippo Norris. Perché lui è un po' Pippo, ragazzi. Per me Norris è un po' Pippo. Ok. Pippo alle medie. E Mick è quinto con le medie. Ci ho sfruttato tutte le soste. Mick cerca di fare il possibile, Mick. Ti prego, Mick. Qua Norris ci prova. La tengo a fatica la posizione. Però sento le gomme sono un po' andate. Secondo me ho perso qualcosa. Ho paura che dopo la sosta mi ritroverò un po' più indietro a Sebastiano e Carlos Sainz. Vabbè. Buono, 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 spingi. Che fatica, oh. Lando ne ha. Stagli sotto, appena fa un errore. Problemi al DRS. Mamma mia. Ho leggermente danneggiato l'alettone, zio Ken. Non ci voleva questa. Problemi al DRS e alettone è andato. Bene. No, ma tutto regolare. Mica terzo. No, mi cambiano l'alettone. Ma vai a fare in culo, va. Ma no, non pensavo una cagata del genere, se no mettevo no. Con questo mi ciavo la gara. Vai, vai. Gara andata. DRS anche danneggiato. Sta a disposizione adesso, ultima sosta. Gara buttata via. Incredibile. Da dover fare il garone della vita. Andare almeno quinti. Non andiamo neanche in zona point. Bene. Adesso per carità la sto facendo drastica. Però perché cambiarmi l'alettone? Io ho messo l'ho lasciato automatico. Tanto non te lo cambia mai l'alettone. E invece te lo cambia. Ma vaffancuore. Adesso so cazzi, raga. Cazzo, recuperato bene, c'è anche il valzer dei box. Mica è primo in questo momento, ma per poco se andrà ai box. Però abbiamo recuperato bene sugli altri. Certo ho perso tante posizioni, con l'errore ne ho perse veramente tante, purtroppo. Purtroppo cambiarmi l'alettone non ha avuto molto senso, però ho perso, non so, 15 secondi l'ho perso, porca troia. Se voglio superare sta gente posso solo che superarla in pista. Se voglio raccimolare qualche punto irridato. La mia sosta è prevista tra il 21esimo e il 23esimo laps. E siamo tutti sulle stesse soste comunque. Sulle stesse strategie, scusate, adesso sono un po' inefficiente. Ok, faccio fatica a tenere il passo anche delle no. Cioè, mi avvicino, sto là, ma mi manca lo spunto. Sono molto costante come ritmi sul giro, però mi manca quel qualcosa oggi, raga.
Bravo Mickey che è rimasto prima un po' comunque. Gli sponsor saranno felici. Mickey è 12esimo. E ha messo le hard. Sarà dura per me. Se non arriva una safety car la vedo difficile andare in zona point, sinceramente. Non riesco proprio ad avvicinarmi il giusto per superarle. Cioè, boh. Gara difficile oggi, non l'avrei mai detto, anzi. Pensavo in un quinto posto sicuro io, nella mia testa, bene. Stai distanziando l'auto alle tue spalle a ritmo di 3 decimi a giro. Ah beh, allora godo. Siamo virtualmente in zona punti, nel senso per il momento, ma realmente devo sperare veramente una safety car dopo con le soft e spaccare i culi con le soft. L'unica chance che ho. Se più non vado, se arriva adesso invece devo mettere le medium. Devo abbassare un po' il ritmo del motore perché sarà tipo bruciato, poveretto. Buon ritmo, ma loro sono più forti. Buon ritmo, ma loro sono più forti. Hamilton come sempre domina, che bello. Purtroppo quell'errore qua con Bottas ci ha distrutto. Ma perché cambiarmi la lettone? Nessun problema alle gomme da riportare, concentrati sulla gara. Tanti vanno ai box. Tanti metteranno ancora le medium, quindi ci vorrebbe una safety car nel momento che metto le soft. Allora ho chance. Speriamo, è sempre arrivata. Però deve venire anche nel momento giusto adesso. Non sarà semplice, ma noi ci proviamo. La danza della safety car. Il nostro ritmo comunque è buono, questo lo possiamo dire. Le gomme per il momento ancora ci sono. Adesso il prossimo giro rimettiamo anche Michela Obesotta. Quando avrò la macchina super competitiva, la Cina può essere veramente un fortino inespugnabile per Veneziano. Ok. Siamo settimi per il momento. Quello che eravamo davanti a Bottas, questa gente qua, quello mi dà fastidio. Tanti vanno ai box adesso. Anche Ocon. Nessuno tenta la mia strategia, ero convinto di sì e invece no. Non me l'aspettavo sinceramente. E ora vediamo se ho ragione. Bisogna capire se il Cube ha ragione. Siamo quarti. Sarebbe bello finire così. Stai distanziando l'auto alle tue spalle. Devo spingere come un pazzo. E dopo, ultimo stint con le soft. Per il momento nessun ritiro. Si dovrebbe la safety car al 20° giro, e allora ciao. Sarebbe il dominio dei domini. Dai cazzo, dai. No, sti errori, adesso le gomme cominciano leggermente a usurarsi e neanche troppo leggermente purtroppo.
Noi dobbiamo dare il massimo e pregare. Che rimonta di Valtteri, però mamma mia che Valtteri. Proprio lui ci sta condannando a una gara difficile per quell'errore fatto. Torna ai box Valtteri. Quindi metterà le soft? Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme morbide. No, sembra ancora medie. Non si riesce bene a capire. Yellow flag, yellow flag. Attenzione, potrebbe arrivare adesso. Come pronosticato. Sainz. Informazioni su Sainz. Safety car. Ha un grave problema, a quanto pare dovrà ritirarsi. Abbiamo una strategia alternativa di Safety car, l'ho detto. Ok, è entrata in pista la safety car. Ripeto, safety car in pista. Raggiungi il gruppo, ma a velocità ridotta. Tieni d'occhio il tempo delta, ricorda che devi E adesso può essere vantaggioso per me. Il delta è troppo basso e rischiamo una... È vero che vado ai box, userò la gomma dei giri in più. Ma questa è una bella occasione. Spingi, come spingi quel che puoi. È arrivata proprio Sainz poi, attenzione. Il mio rivale se ne va. Il mio rivale se ne va. Il mio rivale se ne va. E adesso vediamo dove finiamo. Ok. Finiremo indietro, ho paura, Mick Schumacher è sesto, grande Mick. Mamma mia, sì, sprofondiamo. Però almeno siamo vicini. Pronti, vai. Siamo tutti là. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se la attraversi ci becchiamo. Siamo gli unici con le soft. Dopo avremo l'ultima parte, ragazzi. Da panico. A punti possiamo ancora andarci. 5 posizioni le possiamo prendere in 8 giri. Mamma mia, sarà veramente da panico, però non vedo l'ora di tornare in gara. Dobbiamo dare tutto, quando riprenderà la lotta. Andiamoci a riprendere la lotta. E adesso vai di impresa. Certo che senza quell'errore, lasciamo perdere. Adesso dobbiamo fare il garone. Bandiera verde. Il garone. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme morbide. Ma che cazzo stati? Dobbiamo sfruttare assolutamente velocemente le gomme, perché dopo crolleranno. Spingi, Cube, spingi. Mamma mia. Siamo sul drogato, ragazzi, è ufficiale. Splendido, bella mossa. Senti tanto la differenza, mamma mia. Sarebbe bello riuscire a fare anche il fastest. Comunque Sainz è andato e godo. Se facciamo... No, stai buono.
Ok. C'è più grip, c'è più grip. Siamo già 12esimi, che abbiamo Bottas e Charles adesso. Abbiamo gente che macina. Mamma mia, che bagarotto, che bagarotto. C'è il classico bagarotto. Ok. Spingi, spingi. Ok, distanza dal compagno di scuderia. 3,1 secondi. Il fastest non arriverà mai, ho paura. Ma come ci superiamo anche Valterone. Ok, la zona punti a un passo. Zona point a un passo. Non freghiamocene del fastest. Cerchiamo di prendere più posizioni possibili. No, comunque Norris è primo, ragazzi. Che Lando, quanto lo vorrei Lando. Solo che devo tenermi Mick, perché lo voglio portare alla gloria. Siamo tutti pazzi per Giovinazzi, ma vai fuori dal cazzo, Giovi. Attenzione, yellow flag, yellow flag. Ok, via libera. Albon fuori. Attenzione, c'è la virtual Ma safety zio, car. che no adesso. Mantieni positivo. Ma no, adesso no. Non che l'alettone è andato. Rallenta, Va bene. rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Ah, mi ha proprio distratto la virtual. Dai, fuori dai coglioni. Ma zio, porco. Dai, basta! Incredibile. Il regime di virtual safety car sta per terminare, bandiera verde in arrivo. Mantieni positivo il delta fino alla bandiera verde. Ok. Mamma mia, mamma mia. Zona punti. Però ci ha fatto perdere un po' di tempo sta virtual. Dobbiamo spingere come dei forsennati. Ne possiamo recuperare ancora tante. Comunque Mick è veramente in zona point, eh. Grande Mick. Lo sto tirando su bene Mick. Mamma mia, se non cappellavamo con l'alettone ci giocavamo il podio, zio Ken. È primo Norris, cazzo. Bene, la batteria è piena, puoi usare la modalità sorpasso per avanzare. Stai calmo, stai calmo. C'è Gasly, c'è Paolo Gasly. Ce lo ciucciamo adesso, ce lo ciucciamo Gasly. No, è un pazzo. No, beh, è un pazzo Gasly. Un pazzo. Mi sono visto veramente andarmene. Mamma mia che rischio. Mamma che rischio. Nona posizione. Adesso abbiamo Charles. Non è una cosa buona avere Charles davanti. Però le gomme stanno veramente dando tanto di più adesso, eh. Sono già molto usurate però, eh. Fra un giro e mezzo ci sarà molta meno differenza. Ti prego, ti prego, ti prego. Qualche altra posizione voglio prenderla. Se supero Leclerc mi posso ciucciare anche gli altri.
Dai, spingi, spingi. Sufficienza per altri 5 giri. Dai. Mamma mia, che casino. Chiat e Leclerc si ammazzano, Vabbè, Chiat lo prendo secco. Guarda che drogati, guardali. Mamma mia che duelli. Devo abbassare la... Nessun problema alle gomme, continua a mantenerle così. Questa è la mia curva. Il come si butta, zio Ken. L'ho fatta. Il cagatone è completo. Ho esagerato. Ho paura che la rimonta finisce. Vedi, la mia fretta in culo. Gara bellissima. Grande rimonta. No, devo fare la stronzata. Mi manca ancora la freddezza di non sbagliare niente. Cerchiamo di portarla a casa. Cerchiamo di portarla a casa, maledura adesso, Infatti, guardate, non riesco più a guadagnare su Stroll e Mick, è quinto comunque. Grande Mick. Super Fantamick. Adesso le gomme che stanno usurando, l'alettone con comunque problemi. Devo arrivare settimo, fioi. Mica, ho paura però che sarà dura tenere la quinta piazza. Chew-laps, Remaning. Non ce la faccio a prenderli. Penso anche con le lettone a posto, sinceramente. Le gomme sono andate. Sono andati ai box comunque 2 giri prima del normale. È vero che la safety car ti fa usurare meno le gomme, ma comunque le usuri. Però serve una grandissima rimonta. Di sbavature ce ne sono state, ma anche grandi cose. Gara che tutto sommato per il momento è soddisfacente per come si era messa. Adesso bisogna chiuderla, Beppe. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Charles è vicino. Charles è molto vicino. Meno male che il mio motore comunque è bello solido. In rettilineo guadagno. Vai Mick, resisti. Sarebbe un quinto posto pesantissimo di Mick, che lo stiamo tirando su benissimo. Alla faccia di chi non vuole Mick, ma ci sta regalando punti fondamentali per la costruttori. Ti prego Mick, tieni duro. L'auto non può sopportare altri danni. Io lo so, stronzo. E inizia il final lap quotidiano. All'ultimo giro. Cosa fa Charles? Charles ci tenta il tutto per tutto nel final lap. Bisogna difenderlo con le unghie e con i denti. Senza gli errori comunque da podio a mio parere. Lando la da vincere. Grande Lando. Lando Show. Attenzione, Charles ci prova. Durissima la sfida con Charles. Vabbè, non ti faccio passare neanche se vuoi.
Ah, non l'ho presa benissimo. Fa culo! Proprio adesso l'ho sbagliata. Charles mi supera. Però il motore tiene, il motore tiene. Vince Lando, complimenti alla McLaren. Noi la teniamo, Mick quinto. Grande Mick. No. Grandissimo Mick, attenzione Charles, non ci credo. Mamma mia. Ok, gara finita. Attenzione alla macchina. Settima posizione, ma che fatica. Pilota del giorno Lance Stroll. Altra gara. Grande Lando. Per la McLaren. Mamma mia che fatica. Oh. I nostri piloti stanno uscendo per la cerimonia di Bravo premiazione. Lando. Oggi il primo posto se l'è aggiudicato la Sì, te lo McLaren. meriti Lando. Congratulazioni a tutto il Campione team. incredibile. Questa fantastica Potresti riprendere Sainz, per realtà prendere Lando, no scherzo. E ora diamo un'occhiata alla Grande classifica Mick. piloti. L'esito della gara di oggi ha ridotto il distacco tra il primo posto Posizione e di il classifica resto dei veneziano piloti. è ottavo Pilota con del 24 giorno, punti, Luca. Mick ne ha Su chi cade 11. la tua scelta? Oggi Lance Stroll ha offerto una prestazione Nella incredibile. costruttori siamo I suoi sesti, tifosi però possono essere in lotta, fieri ma alla di fine lui. Ora vediamo la la Mercedes sta in classifica fuga, costruttori. ragazzi, La incredibile. Mercedes aumenta il suo Vabbè vantaggio. raga, sotto il conto veneziano vi lascio con questa classifica meravigliosa. Forza, Ciao! ha risalito la classifica.